è perché questo tipo di assemblea costituente che noi abbiamo proposto, cioè un'assemblea costituente tutta sacra. Perché noi in questo modo, proponendo un'assemblea costituente votata con legge regionale, evitiamo i controlli di legittimità con i quali purtroppo dobbiamo fare i conti a ordinamento vigente della Corte Costituzionale o le volontà più o meno esistenti dei governi a portarle avanti. L'assemblea costituente che abbiamo proposto noi e che è stata oggetto dell'accordo con la maggioranza con la quale noi governiamo prevede una cosa molto semplice, cioè prevede che il Consiglio regionale e tutto il Consiglio regionale, perché qui non è un problema di schieramenti, non c'entra niente destra o sinistra, il Consiglio regionale ha rappresentanti dell'uno e dell'altro e le leggi le vota tutto il Consiglio e vedremo chi è d'accordo su questa legge, lì lo vedremo, anche questo. Prevede che il Consiglio voti una legge in base alla quale viene eletta un'assemblea costituente che redige lo statuto. Naturalmente nel nostro ordinamento lo statuto elaborato da questa eventuale assemblea costituente deve essere recepito dal Consiglio regionale, che a sua volta ha il potere di. Finora però noi ci stiamo muovendo all'interno di un campo che è quello attuale della dipendenza, ovvio. Noi ci stiamo muovendo in questo momento all'interno di un campo che è quello delle norme date ora. Noi possiamo dire che è un passo avanti, possiamo dire quello che vogliamo, ma il vero problema, e questo è, diciamo così, l'obiettivo ovviamente di questo partito come di altri, e sono contento che siano in molti a proporlo perché più ne parlano meglio è ovviamente quello dell'indipendenza. E io colgo le sollecitazioni, ma dirò anche di più, all'apertura di un dibattito che sia coinvolgente in tutta la Sardegna su questo tema, cioè sul tema dell'indipendenza. Noi abbiamo presentato una mozione sull'indipendenza che ancora aspetta di essere discussa. La proposta che è stata fatta di sfidare il Consiglio regionale a discutere su questi temi e in particolare sul tema dell'indipendenza è già stata fatta. Questa sfida al Consiglio regionale affinché parli di indipendenza è già stata fatta. E vedremo quando il Consiglio regionale deciderà di discutere su questo aspetto. Io ho accettato questo incontro volentieri perché ritengo che siano momenti importanti quando intellettuali, società civile, popolo, esponenti di forze politiche si incontrano per discutere della Sardegna e della necessità della sua indipendenza e della poca, perché ricordatevi che è sempre una legge dello Stato e neanche una legge normale, una legge costituzionale che approva lo Statuto. La Regione propone. Perché è importante l'Assemblea Costituente? Perché l'Assemblea Costituente può essere, e questo è il motivo per cui ne hanno paura i partiti non salvi. L'Assemblea Costituente è importante perché può essere in via mediata e concretamente un referendum sull'indipendenza. Ora voi immaginate questo. Se questo Consiglio regionale, destra, sinistra è uguale, non l'ha voluta il governo del centro-sinistra, l'ha voluta il governo del centro-destra, per un partito come il nostro, approvasse questa legge, cosa succederebbe? A parte il valore, ovviamente il fatto di popolo, per cui un popolo viene chiamato ad approvare uno statuto, succederebbe questo.
non solo che i contenuti sarebbero certamente di livello superiore in termini di sovranità, perché fatti da un organo che è sganciato dalle logiche di governo e dalle maggioranze di destra o di sinistra, e quindi non condizionato. Cioè sarebbero 40-50 costituenti eletti solo per fare questo, e di questo devono rispondere. Ma in via mediata è un referendum sull'indipendenza. Perché? Perché quando si faranno le campagne elettorali i candidati andranno a chiedere il voto, e lì noi vedremo il consenso che il popolo sardo darà votando i candidati alla Costituente agli indipendentisti o a coloro che invece vogliono permanere in una condizione di subalternità. Cioè anche la composizione dell'Assemblea Costituente, a seconda che sia più o meno consistente il gruppo degli indipendentisti, sarà un referendum sull'indipendenza, perché se la Sardegna manda all'Assemblea Costituente 10 indipendentisti, non è la stessa cosa che se ne manda 20. Questo è un referendum mediato sull'indipendenza, importante. La Catalogna ha fatto un referendum, diciamo così, informale, senza alcun valore giuridico sull'indipendenza, ed è andato, diciamo così, bene. In Sardegna, allora vado a chiudere, se mi consente, perché i temi, allora, chiudo immediatamente. Allora, dicevo, questo è un referendum mediato, che ha anche il vantaggio di non avere un contraccolpo su un processo che va avanti e che, se gestito male, potrebbe avere una battuta d'arresto. Quindi dicevo, l'aspetto della Costituente è uno, ma l'aspetto dell'indipendenza. Allora, nessuno, credo, che ragioni è oggi convinto che ci possa essere prosperità in una situazione di subalternità, per una ragione molto semplice, perché l'economia, la società, la cultura, tutte le attività della vita umana risentono del governo politico delle stesse. Cioè, se la Sardegna non governa i processi politici ed economici essa stessa medesima in prima persona, non può pretendere di avere libertà. In questo senso le Costituzioni sono un'aspirazione alla libertà di ogni popolo, e in particolare, per ricordare Montesquieu, di quelli delle isole, che sono particolarmente portati alla libertà. Quindi, per chiudere, io dico questo: noi l'indipendenza ce l'avevamo e l'abbiamo persa per una scelta, in una notte di delirio dei soliti notabili dei grandi centri della Sardegna. Per una notte di delirio noi abbiamo perso l'indipendenza che avevamo. Noi quell'indipendenza dobbiamo riconquistarla. Allora, da questo incontro io chiudo dicendo questo: i movimenti indipendentisti, i singoli esponenti politici che vogliono questo, il vero cambiamento, possono essere divisi sui percorsi, sui modi, anche sulle comunanze eventualmente ideologiche, ma su una cosa devono essere uniti: sul tentativo di convincere, contaminare, spiegare al popolo sardo perché questa è una necessità e perché si può fare. Perché guardate, noi possiamo dire quello che vogliamo, ma se non convinciamo il popolo, tutto il popolo, anche quello che vota Berlusconi o che vota Prodi e che non ci crede, che ha paura, che può fare da sé, questo risultato ovviamente non sarà conseguito. Io non sono pessimista sul punto, i tempi sono cambiati, la strada è questa, è patrimonio politico e culturale di tutti, e credo quindi che, proseguendo di questo passo, nell'unità di intenti pur nelle divisioni, sia un obiettivo che si può raggiungere e neanche
tanto lontano, non è un sogno, è una concretezza. Guardate l'Europa, il processo è questo, abbiamo esempi. Io chiudo ringraziando ancora per l'invito.